Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Eccoci qui, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, di nuovo in onda per quanto riguarda la prima finestra informativa odierna, linea mattina, già collegata con noi l'avvocato Federica Bergamo di Acquirenti, da Udine. Buongiorno avvocato. Allora, siamo un attimo in ritardo, non dovuto né a me né a lei, ma questa mattina, come si dice, il computer non voleva partire, no? Dopo un po' si vede che ogni tanto sono come i motori a gasolio, no? Bisogna dargli la spinta, finalmente parte. Allora, di cosa parliamo questa mattina, avvocato? Allora, guardi, la scorsa settimana ci siamo occupati di un sinistro stradale derivante appunto dalla caduta di un albero sull'auto della cliente e quindi della responsabilità oggettiva. Oggi vorrei parlare di un altro tema che è la responsabilità sanitaria. Certo. Ecco, e la fattispecie in particolare di cui ci siamo occupati ha interessato una signora che a seguito di diversi episodi di lombalgia, quindi mal di schiena, veniva ricoverata presso un'azienda ospedaliera con diagnosi di instabilità lombare. L'assistita veniva sottoposta a intervento chirurgico e già al risveglio accusava una gravissima disfunzione sfinterica, che è una patologia che non era assolutamente preesistente. Nonostante il passare del tempo, la signora continuava a presentare questa disfunzione e inoltre non riusciva più a deambulare autonomamente, quindi le sue condizioni di salute erano nettamente peggiorate rispetto a prima, rispetto all'intervento. E vista questa situazione veniva ricoverata più volte ma non risolveva la questione, per cui si rivolgeva a noi, la quale la consigliavamo di sottoporsi a una visita medico-legale per capire effettivamente che cosa era successo durante l'intervento chirurgico. Ed il medico di parte rilevava la cosiddetta sindrome, nel caso di specie, del cono midollare, cioè cosa era accaduto? C'era stata una lesione di una parte terminale del midollo spinale durante l'intervento. E il medico legale sottolineava anche il comportamento omissivo post-operatorio dei medici, i quali non si erano in alcun modo attivati a fronte dei sintomi che erano già presenti proprio al risveglio, quindi in pieno nesso di causalità. Tenuto conto di tutto questo, la signora decideva di adire le vie legali, quindi appunto iniziavamo a contattare la struttura sanitaria, inviavamo una raccomandata per la richiesta di risarcimento dei danni e quest'ultima tuttavia negava fermamente la propria responsabilità.
Quindi in questi casi che cosa si fa? Prima di adire l'autorità giudiziaria, la legge Gelli, che è una legge che è stata introdotta nel 2017, ha previsto come condizione di procedibilità per l'azione due alternative, quindi non si può fare la causa subito, ma bisogna prima scegliere una di queste due strade, che sono o l'accertamento tecnico preventivo ai fini di una composizione della lite disciplinata dal 696 bis del codice di procedura civile, oppure la mediazione. Queste due strade sono diverse ovviamente e diciamo che la mediazione comporta la previsione di un percorso collaborativo che consente al paziente di instaurare un canale di comunicazione con la struttura sanitaria, quindi in un certo senso si cerca di ricomporre quel rapporto fiduciario che è venuto meno. Ed è molte volte facilitato da un mediatore che viene nominato, che deve essere qualificato, perché se abbiamo un mediatore qualificato sicuramente è più facile trovare una composizione bonaria ed evitare ovviamente il giudizio. Quindi, a differenza della mediazione, che è però una procedura stragiudiziale, quindi del tutto più libera, diciamo, l'accertamento tecnico invece dall'altra parte è una procedura giudiziale che viene iniziata dall'avvocato con un ricorso, viene nominato un perito esperto da parte del tribunale e un perito quindi che ha ovviamente determinate capacità professionali nell'ambito di cui riguarda la causa. Il perito che cosa fa? Il perito analizza tutta la documentazione, sottopone a visita la signora e redige una relazione peritale. Sulla base di questa perizia le parti cercano di arrivare ad una composizione bonaria, quindi sono strumenti ovviamente fatti per evitare di andare in giudizio. Se poi attraverso quella perizia si arriva ad un accordo, ben venga. In mancanza, ovviamente si deve ricorrere all'autorità giudiziaria. Certo, e in questo caso cosa succede? Qualora si gioco forza si dovrà passare la palla all'autorità giudiziaria? Assolutamente, se non c'è l'accordo o in mediazione o attraverso l'accertamento tecnico preventivo, per questo di cose si deve radicare la causa davanti al tribunale competente, come avevamo fatto appunto nel nostro caso, perché nel nostro caso avevamo scelto la mediazione per motivi di tempo, diciamo, e all'incontro addirittura la struttura sanitaria nel caso di specie non si era neanche presentata, per cui con quel verbale negativo di mediazione redatto dall'organismo di mediazione siamo potuti andare in causa e l'abbiamo radicata con un atto di citazione. Quindi, e da lì poi come è andata avanti poi? Da lì in poi si è instaurata una causa che è andata avanti, nel senso che siamo arrivati a sentenza, abbiamo ottenuto il risarcimento di tutti i danni subiti dalla signora e ovviamente con la rifusione di tutte le spese legali, perché poi anche la perizia che venne fatta durante la causa dal tribunale, perché il tribunale nominò un consulente tecnico d'ufficio, e anche il consulente tecnico d'ufficio diede un parere esattamente conforme al nostro perito di parte e quindi vennero riconosciute tutte le invalidità sia permanenti che temporanee. Certo. Quindi il giudice accolse nel caso di specie totalmente la nostra domanda e addirittura sottolineò un aspetto che noi avevamo evidenziato più volte nel nostro atto di citazione e negli atti successivi, e cioè il comportamento omissivo dei medici, perché qui è stato fondamentale, perché esatto, perché come ha evidenziato anche la giurisprudenza, i medici hanno il dovere di eseguire nel decorso post-operatorio tutti gli accertamenti necessari ad accertare che non si siano verificati aggravamenti e o nuove patologie, nonché hanno anche l'obbligo di praticare tutti quei trattamenti post-operatori atti a porre rimedio contro possibili complicanze. Nel caso di specie tutto questo non era stato fatto perché il fatto che la signora avesse
avuto questa disfunzione sfinterica e questa incapacità di deambulare subito dopo il risveglio, doveva attivarli, cosa che invece la struttura assolutamente non ha fatto. E il giudice ha anche evidenziato che in realtà se la struttura sanitaria si fosse attivata in tempo non ci sarebbero state quelle patologie oppure comunque sarebbero state sicuramente minori. Quindi la signora ebbe un risarcimento molto ingente nel caso di specie perché le era stata riconosciuta un'invalidità molto molto ampia, molto importante, e tra l'altro il giudice sottolineò anche nel risarcimento, nella quantifica del risarcimento, sottolineò anche il fatto che la signora aveva indubbiamente avuto anche un peggioramento delle condizioni di vita, cioè la signora non era più quella di prima, la signora prima poteva deambulare, ora no, la signora poteva prima andare in bicicletta, ora non poteva andare, la signora svolgeva faceva la casalinga, non poteva più svolgere le faccende domestiche, quindi anche questo aspetto, questa tipologia di danno che noi avevamo richiesto nell'atto di citazione è stato riconosciuto. Beh, questa è già una cosa importante, no, alla fine. Assolutamente, assolutamente. La signora, ovviamente, purtroppo siamo dovuti andare in questo caso a sentenza, quindi i tempi sono stati lunghi, perché ovviamente sì, non è stata immediata la cosa, non si è sviluppato, il sinistro non si è risolto come quello della scorsa settimana in via transattiva, che sicuramente è per tutti più favorevole, però indubbiamente qui l'ospedale ha sempre respinto qualsiasi forma di responsabilità e quindi fino all'ultimo siamo dovuti arrivare a sentenza per far riconoscere che era successo alla signora. Quindi, se posso, questo caso che cosa tocca dal punto di vista giuridico? Tocca due profili: la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici da una parte e l'onere della prova dall'altra. Che cos'è la responsabilità sanitaria, per chi non lo sa? La responsabilità sanitaria è la responsabilità professionale per i danni che derivano al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all'attività stessa. E la legge Gelli sul punto della responsabilità sanitaria è stata molto importante perché ha creato un filone, un doppio binario, diciamo, in tema di responsabilità. Ha distinto la responsabilità contrattuale a carico della struttura sanitaria, pubblico-privata che sia, oppure anche dei medici liberi professionisti, da una parte, e la responsabilità extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito della struttura dall'altra. Quindi è molto importante questa distinzione in tema di responsabilità. E la giurisprudenza ha inquadrato costantemente la responsabilità della struttura sanitaria nella cosiddetta responsabilità contrattuale. Certo. Ecco, che cosa significa questo? Che il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura trova la sua fonte nel contratto atipico cosiddetto di spedalità, che viene concluso dalle parti per fatta concludenza. Cioè, che cosa vuol dire? Mediante la mera accettazione del paziente presso la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, non rileva. E questo doppio binario che ha introdotto la legge Gelli, che cosa comporta? Comporta delle conseguenze molto importanti, sia in tema di termini della prescrizione, perché la prescrizione è decennale nella responsabilità contrattuale ed è invece quinquennale nella responsabilità extracontrattuale. Ma diciamo che il tema di questo doppio binario di responsabilità è molto importante in tema di onere della prova, e questo l'avvocato lo deve sempre tenere conto, chi citare in giudizio. Perché? Ci arrivo subito con ragionamento, perché e qui arrivo anche al secondo profilo in tema di onere della prova, perché mentre nella responsabilità contrattuale di chi è l'onere della prova? L'onere della prova ricade sulla struttura sanitaria. È lei che deve dimostrare di aver adempiuto correttamente e che quindi gli esiti che sono derivati al paziente sono derivati da un caso imprevisto o imprevedibile e comunque alla stessa non imputabile.
Quindi in questo caso il paziente ha un onere probatorio leggero nel caso della responsabilità contrattuale, perché che cosa deve semplicemente fare? Deve allegare il rapporto contrattuale, cioè il fatto di essere stato ricoverato in termini tecnici e pratici, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, e nel nostro caso è stato facile perché subito dopo il risveglio si erano verificate la patologia della disfunzione sfinterica e dell'incapacità di deambulare, e il nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Questo è il semplice onere probatorio nella responsabilità contrattuale. Dall'altra parte invece, nel caso della responsabilità extracontrattuale, è invece il paziente che ha un onere probatorio pesante e deve provare tre cose. Esiste in particolare l'esistenza della condotta colpevole, dell'evento di danno e del nesso di causalità. Quindi io nel caso di specie decisi di chiamare la struttura sanitaria e quindi avevo un onere probatorio più semplice e chiamai solo la struttura sanitaria, perché tra l'altro in quel caso lì era intervenuta un'equipe e quindi avevo difficoltà di capire quale medico in effetti aveva posto l'errore. Però è discrezione dell'avvocato ovviamente valutare caso per caso e decidere se chiamare in giudizio solo la struttura sanitaria oppure solo il medico che ha operato, oppure nessuno esclude che possa anche convenire in giudizio entrambi, responsabilità sanitaria e medico, tenendo però sempre per esempio questa distinzione in tema di responsabilità che comporta, appunto, come dicevo, delle conseguenze diverse in tema di prescrizione dell'azione da una parte e di onere probatorio dall'altro. Perfetto. Io direi, avvocato, che per oggi possiamo concludere qui il nostro intervento. Come sempre la ringrazio e ringrazio Acquirenti per diciamo così, dare ulteriori informazioni, no, ai nostri amici che da casa ci seguono, visto che anche la situazione del periodo è un po' particolare, però attraverso queste finestre, questi appuntamenti del venerdì, insomma, cerchiamo di comunicare direttamente con il pubblico per varie iniziative e comunque casi particolari, perché chiaramente l'associazione Acquirenti non si occupa un po', visto che all'interno ci sono diversi professionisti come lei, dà la possibilità, insomma, di far conoscere quelle che sono le iniziative, soprattutto con argomenti che si tratta nel quotidiano, anche magari non trattabili quotidianamente, mi consenta il gioco di parole, insomma, in un certo senso. Questo proprio per rimanere attivi sul territorio e, insomma, dare l'opportunità di conoscere quelle che sono le varie caselle all'interno del progetto Acquirenti. Io, avvocato, la ringrazio. E per quanto riguarda Acquirenti, bene, noi ci diamo appuntamento per quanto riguarda Acquirenti a venerdì prossimo con un altro tema. Io la saluto e la lascio, avvocato, al suo lavoro. Grazie tante a lei, buona giornata. Bene, mentre rimangono con noi i nostri telespettatori, perché adesso cambiamo argomento, andiamo in quel di Cormons, perché c'è stata un'importante iniziativa nella giornata di ieri per il territorio locale. Allora, il servizio. Assessore Roberti, la firma di questa mattina concretizza pienamente lo spirito della riforma degli enti locali. Esattamente, significa il fatto che non è vero che i comuni del Friuli Venezia Giulia hanno bisogno di essere obbligati per lavorare insieme, ma dando la libertà necessaria, ma dando degli strumenti per poter anche lavorare insieme, poi i comuni in modo autonomo decidono di sviluppare il proprio territorio e di far crescere il proprio territorio. L'accordo di oggi in questo è importantissimo perché appunto 10 sindaci in modo totalmente autonomo, senza nessun tipo di spinta da parte di nessuno, hanno deciso di sedersi intorno a un tavolo e immaginare insieme come far nascere, far rinascere e sviluppare questo territorio. È un territorio che ha delle potenzialità enormi, siamo in pieno Collio, ha delle potenzialità a livello enogastronomico, a livello turistico, la prospettiva di avere fra 4 anni Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura, la prospettiva quindi di avere visibilità internazionale. Uno strumento come quello di oggi vuol dire semplicemente prendere atto che c'è una visione di futuro, scegliere lo strumento migliore
per promuovere quello sviluppo e per ragionare di quello sviluppo, ma soprattutto è anche un gradino, una rampa di lancio, come gli stessi sindaci hanno ammesso, poi per ragionare sulla stabilizzazione di quel progetto con la costituzione di una comunità, quindi un ulteriore passo all'interno della riforma degli enti locali. Torniamo in studio con un'ultima notizia e poi chiudiamo la nostra pagina informativa. Importante alleanza fra il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale e l'Istituto Zanon, regalate 1500 borracce, una web conference con gli studenti per sensibilizzarli alla cultura plastic free e il materiale donato alle scuole che attivano progetti didattici mirati. Promuovere la cultura del riuso e le buone pratiche quotidiane incentrate sull'impegno plastic free. Il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, prosegue nella sua mission eco-sostenibile rivolta anche agli istituti in provincia di Udine per diffondere i messaggi salva ambiente. A testimonianza della filosofia green, il CAFC ha regalato all'Istituto Zanon 1500 borracce con il logo aziendale, la prima tranche di 300 donate a giugno ai maturandi. Complessivamente sono state donate 3000 borracce nell'anno scolastico 2019-20 fra elementari, medie e superiori e 1000 durante l'ultima edizione pre-Covid della Maratonina 2019 a Udine. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Vediamo appuntamento intorno alle 11/11:15, saremo a Udine in diretta proprio sotto la loggia del Lionello, non vi anticipiamo nient'altro perché c'è un'importante iniziativa e noi saremo lì proprio live per sentire da coloro che hanno organizzato l'evento direttamente dalla loro viva voce di che cosa si tratta. Dunque 11:15/11:30 saremo, ripeto, live da Udine. Per il momento è tutto, grazie come sempre per la visione all'ascolto e buongiorno a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.